regia riesce, c'è anche uno scarafaggio lì da inquadrare che poi ci racconta perché magari di questo scarafaggio. Federico Antinori, un attimo solo perché se riusciamo a farlo vedere, eccolo qua. Federico Antinori su questo scarafaggio. Sì, l'abbiamo portato anche per alleggerire un pochino il tema di oggi. La questione che è sollevata per gli alberi riguarda in realtà non soltanto il Lido, riguarda tutto il territorio, sia veneziano ma direi anche nazionale. Quello che ci preoccupa, quello che abbiamo visto in questi anni, è la perdita di territorio per cementificazione. Sembra qualche cosa di abbastanza, anche di questo ci si accorge poco e soltanto a distanza di anni. Tenete presente che dal 1995 in Italia è stata cementificata una regione grande quanto l'Abruzzo. Credo che sia importante ricordare queste cose qua, perché dobbiamo renderci conto assolutamente dei limiti che deve avere il nostro sviluppo. Pensare a uno sviluppo continuo è una pia illusione. Quello scarafaggio diceva, ma l'uomo sarà un Sì, triste ricordo, non ce lo ricorderemo neanche. Tenete presente una cosa, il mondo può fare a meno di noi non possiamo fare a meno del mondo. La Terra ha visto già altre estinzioni di massa, quindi dopo di noi non cambia nulla dal punto di vista della Terra, ci saranno altre specie, ma è quello che vogliamo veramente arrivare a una situazione così catastrofica. Certo, Bucchi in quella vignetta credo che ci faccia sentire bene, in maniera sintetica, quello che è però un pericolo possibile che però dobbiamo evitare assolutamente. Salvatore Liard, nel suo precedente intervento lei ha parlato che speriamo i soldi vengano usati anche per la manutenzione. Poi ha parlato che i partiti non ascoltano, io ho detto ma forse non ci sono, però torniamo anche a quello che ho detto, troppi comitati non fanno bene. Il fatto che voi siete qui tutti assieme e ognuno di voi faceva parte di un comitato, credo sia la dimostrazione che è importante fare squadra. Sì, ma io non sono però tanto d'accordo con la sua affermazione, nel senso che anzi è una ricchezza che sul territorio isolano ci siano più associazioni, però è da tempo che queste associazioni hanno fatto squadra, rete, e noi per esempio come coordinamento delle associazioni ambientaliste ci presenteremo il giorno 10 febbraio alle ore 17 per presentarci come coordinamento e iniziare a presentare alla cittadinanza una proposta di alternativa. Proprio partiamo dal presupposto che un altro lido sia possibile e vorremmo farlo con il coinvolgimento dal basso. Secondo noi le persone devono riprendere la parola, le persone devono essere di nuovo protagonisti delle scelte, dei progetti e quant'altro. Questo è l'unico modo. Secondo me anche in questa maniera, con questa opportunità, si può sviluppare un principio che attiene alla democrazia e non il progetto calato dall'alto. Perfetto. Dare parola, siamo tutti d'accordo. Io dicevo che troppi comitati, se c'è un coordinamento. Allora, tra 2 minuti noi torniamo in diretta, siamo sempre qui dalle 8 alle 9 in diretta su Televenezia. Tra 2 minuti, pubblicità. Poi alla mia destra Federico Antinori, Lipu Venezia Caroman, Salvatore Liard, Difesa dei Murazzi, Lido, faccio una panoramica per capire magari, intanto mi piace da matti Salvatore Liard perché oggi è venuto con un maglione scargiante che fa un po' di perché siamo tutti bianchi, siamo tutti bianchi di capelli, tutti invece un po' di luce, un po' di speriamo che arrivi, però noi ne abbiamo parlato lunedì. Dovrebbe arrivare. Abbiamo letto però purtroppo, vabbè. Salvatore Liard, Fabio Cavolo, Paolo Fumagalli
e William Pinarello. Fabio Cavolo, se va a prendersi un microfono, l'abbiamo fatto parlare poco nella prima parte, vada pure tranquillamente e ci racconti il suo, mi permetta, il suo stato d'animo, perché qui è uno stato d'animo di un po' tutti noi che non capiamo più niente. Fabio Cavolo. Io credo di rappresentare lo stato d'animo di quelli che sono gli abitanti dell'isola. Dobbiamo pensare a un ambiente che progressivamente viene effettivamente devastato soprattutto a causa della urbanizzazione eccessiva di cui si lagnano praticamente tutti i residenti, e anche certe scelte che vengono fatte nel tipo di organizzazione dell'isola che non incontrano quelli che sono i desideri poi dei cittadini. Basta semplicemente andare al bar e sentire i commenti e effettivamente sono tutti arrabbiati perché mano a mano che gli piove dall'alto qualcosa di nuovo hanno sempre più motivi per mugugnare e non sono affatto contenti di quella che è l'andamento della situazione. E per fortuna, dice diciamo Salvatore che Liarda, che il mugugno è diventato coordinato. Certo, abbiamo Ecco, dato rappresentanza al Mugugno, questo è importante per noi, perché mi permetta di aggiungere due questioni fondamentali. Si parlava di cementificazione. Io penso che gli imprenditori che hanno messo i soldini per fare nuove edificazioni abbiano fallito, perché noi oggi al Lido abbiamo palazzoni vuoti, perché non c'è domanda. Allora io penso c'era bisogno di fare questo, cioè oltre al danno anche la beffa. Poi c'è un secondo motivo, si parla tanto di rilanciare la mostra del cinema. L'anno scorso abbiamo avuto una caduta secca dei visitatori del 20%. Sa per quale motivo principale? È perché venire al Lido in quei 15 giorni bisogna avere un portafoglio gonfio così. Perché invece allora non pensare che al Lido ci sono grandi aree, ex proprietà o ancora proprietà del demanio oppure dell'esercito? Perché non utilizzare queste aree? E con una compatibilità, sempre questo è il riferimento, non cercare di fare dei camping attrezzati, delle foresterie per i giovani in modo che possano venire al Lido e non purtroppo utilizzare un porto. Ci manca solo la card per la pipì e siamo... Fermoli. Allora, adesso io passo la parola alla nostra Monique, però vi faccio pensare un attimo, perché non voglio mai essere... Allora, il Federico, Salvatore, Fabio, Paolo e William Pinarello, io faccio questa domanda a loro e poi mi risponderanno tra poco. Una risposta secca, non dovete parlare perché siamo in onda in diretta tra di voi. Ognuno di voi mi racconterà cosa abbatterebbe invece dei 120 alberi al Lido, perché certamente ci sono delle cose da abbattere. Fermi lì, ognuno pensi attenzione che c'è la maestra che vi guarda, ognuno